La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Comunico i congedi. No, l'onorevole Adorno è presente. Ma può essere per qualche altro giorno? No. Vabbè, l'onorevole Adorno è presente. Questo è di ieri, 25, questo è 22, quindi no, questo non ho, questo è di ieri. Va bene. Onorevole Venezia, deve intervenire Ma su che cosa? su che cosa, onorevole? Sull'ordine dei lavori? Va bene. Nel frattempo chiedo alla Commissione Sesta di prendere posto e dopo l'intervento dell'onorevole Venezia chiedo al Presidente Laccoto di fare la relazione del disegno. Iniziamo con l'onorevole Venezia. Prego, onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Vorrei dire rappresentanti della Giunta, ma non vedo nessuno del Governo. Quello che sta accadendo in queste ore davanti Palazzo d'Orleans è alquanto scandaloso. Da mesi il comparto forestale siciliano, guidato dai sindacati, chiede maggiori attenzioni e maggiori tutele per i lavoratori, che non sono solo dei lavoratori che hanno bisogno di avere ovviamente dignità, ma svolgono un lavoro prezioso e importante rispetto a ciò che sta accadendo in Sicilia in questi ultimi anni. Mi riferisco ai cambiamenti climatici, mi riferisco all'aumento degli eventi estremi che colpiscono i territori, le aree rurali e che creano devastazioni. E dunque la manutenzione del territorio attraverso il prezioso lavoro che svolgono questi lavoratori diventa sempre più preziosa e anziché aiutarli, sostenerli, dare dignità, il Governo ormai da mesi prende in giro questa categoria. Prima l'accordo sindacale sottoscritto da tutte le parti, che prevedeva lo stanziamento di 14 milioni di euro per avviare la prima fase della riforma forestale, ormai attesa da molti anni. Poi l'emendamento fantasma proposto dalla Lega in sede di legge di stabilità nazionale che con annunci vari prevedeva lo stanziamento di 50 milioni di euro per dare supporto a questa categoria attraverso l'aumento delle giornate lavorative, attraverso la stabilizzazione. E poi l'impegno del Governo in sede di legge di stabilità per approvare un'apposita norma per consentire appunto di dare dignità a questi lavoratori. Rispetto agli annunci, rispetto alle promesse, rispetto ai tavoli tecnici ricchi di parole ma vuoti di fatti, non è seguito niente ad oggi. E anziché avviare un'interlocuzione seria e concreta del Governo e del Presidente Schifani con i lavoratori e con i loro rappresentanti sindacali, oggi il Presidente Schifani ha deciso di non incontrarli. Questo è veramente scandaloso e noi condanniamo questa scarsa sensibilità istituzionale da parte del Presidente Schifani nei confronti di questi lavoratori. Loro stanno continuando la loro protesta nella piazza e il gruppo parlamentare del Partito Democratico esprime solidarietà e vicinanza ed è al loro fianco e sarà al loro fianco fino a quando il Presidente Schifani si libera dagli impegni
presi, e sapeva lui di questa manifestazione ormai da giorni, e incontra i rappresentanti sindacali per prendere impegni seri e concreti. Noi continueremo a vigilare, noi continueremo a fare sentire la protesta di questi lavoratori in quest'Aula e noi continueremo a sostenere, ecco, la dignità di questi lavoratori che il Governo non si deve permettere di calpestare. Grazie Presidente. Grazie onorevole Venezia. Prego Presidente, se è sullo stesso argomento onorevole Safina. No. Va bene. Allora, io chiedo di fare intervenire l'onorevole Laccoto sul disegno di legge 738 stralcio della sesta commissione. Prego onorevole Laccoto. sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge nasce dalla deliberazione della sesta commissione salute, servizi sociali e sanitari di formulare un testo proprio ai sensi dell'articolo 64,1 del regolamento interno. Ciò sulla base degli emendamenti presentati al disegno di legge 738 trasmessi dalla Presidenza dell'Assemblea su indicazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari. Tra i detti emendamenti la Commissione ha prelevato quelli che a seguito di approfondita istruttoria sono esitati nel testo che si illustra. L'articolo 1 adotta prescrizioni per garantire l'erogazione di cure palliative domiciliari e assistenziali, in particolare stabilisce che nelle more della disponibilità di personale dotato di titoli previsti dai decreti interministeriali di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 2010 numero 38, le cure possano essere prestate da altro personale medico adeguatamente formato fino a un massimo del 40% di quello presente in organico. Questo naturalmente per dare la possibilità di erogare queste cure palliative che molte volte sono carenti sui territori. L'articolo 3 istituisce, ove non già previste, le aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza presso le unità operative complesse di ostetricia e ginecologia delle aziende del servizio sanitario. Prevede inoltre il reclutamento di personale non obiettore di coscienza. L'articolo 4 integra la disposizione di cui è l'articolo 1,5 della legge regionale 20 ottobre 2023 numero 18 relativa alle competenze dello psicologo delle cure primarie, aggiungendovi anche quelle specifiche di elaborazione del lutto di un familiare. L'articolo 5 aumenta il cosiddetto budget di salute delle aziende del servizio sanitario regionale, portandolo dallo 0,2 allo 0,22 della riserva prevista dall'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019 numero 17. L'articolo 6 prevede che il Governo regionale trasmetta alla competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sullo stato di applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019 numero 17 relativo al cosiddetto budget di salute delle aziende di servizio sanitario regionale. Grazie. Grazie Presidente Laccoto. È aperta la discussione generale sul disegno di legge. Prego onorevole Di Pasquale. Sì, grazie Presidente. Io sul disegno di legge non ho nulla da dire, poi lo farò in base all'articolato. Del resto do atto al Presidente e alla Commissione che durante i lavori alcune cose le abbiamo condivise. Lui ha rappresentato anche un momento di sintesi sull'articolo 2 insieme ai colleghi Burtone e Leanza, ma tutta la Commissione, ma devo dire con una riscrittura positiva. Penso che vada attenzionato solo un ragionamento che poi lo faremo nel corso della discussione dell'articolo 2, che può vederci, se dovesse vederci concorde, lo potremmo calare. Detto questo, Presidente, io volevo intervenire durante i lavori, durante la discussione generale, durante l'ordine dei lavori, perché
il mio collega Fabio Venezia ha detto una cosa molto importante che capisco tocca tutti, cioè là fuori ci sono i lavoratori forestali che non è una... Tutte le proteste sono complicate e sono importanti. Questa è diventata particolarmente appesantita perché non hanno avuto interlocuzioni da tempo, fino al punto che siamo arrivati al punto dell'occupazione della piazza. Cioè, che queste sono cose che non vedevamo ormai da tempo qui da noi. Quindi io la ringrazio che lei mi sta facendo intervenire su questo, ma proprio considerata la delicatezza del momento, perché vedete io gradisco un attimo l'attenzione, sempre sfortunato, lei ha questo brutto vizio di essere presente in aula e quindi poi le tocca. Allora, Assessora Aricò, lei lo sa che poi io l'apprezzo e le conosco serietà istituzionale e quindi ci può aiutare. I lavoratori della forestale di tutte le 3 categorie sono fuori e hanno occupato la piazza. Non solo, noi finiamo, cioè almeno io, i miei colleghi, non so chi, e ci trasferiamo là insieme a loro e non ce ne andiamo dalla piazza, ma non perché si pretende che si debba risolvere subito la questione, ma almeno l'interlocuzione. Cioè non può essere che il Presidente della Regione non li ascolti e non sempre è possibile delegare un assessore. Cioè lei lo capisce bene che su una problematica come questa, cioè loro chiedono solo una cosa, cioè chiedono che ci sia un incontro, siccome le non risposte derivano da molto tempo, che ci sia un incontro con il Presidente della Regione in modo che il Presidente della Regione possa dire a loro quello che è possibile fare e quello che non è possibile fare. Siccome ad oggi tutto questo non è accaduto, loro si sono incatenati e hanno occupato la piazza. La stessa cosa faremo noi come parlamentari, ci accompagneremo a loro, non ce ne andremo né stasera né domani, cioè, quindi rischiamo, i lavoratori in primis, insieme ai parlamentari, di occupare la piazza per avere un diritto che è quello dell'interlocuzione, cioè che è quello là dell'interlocuzione con il Presidente della Regione. Quindi io mi affido al Presidente dell'Assemblea perché rappresenta tutti noi in questo momento, all'onorevole Di Paola, affinché si possa mandare anche lei un messaggio al Presidente della Regione per sollecitare questo incontro, anche fra un'ora, fra 2 ore, stanotte, cioè siamo là che lo aspettiamo per avere questo incontro. E così come anche all'assessore Aricò, gli chiedo, che già lo vedo lavorare al cellulare, sono sicuro che lo sta facendo, c'è in modo di fargli capire, non si aspettano miracoli, ma l'interlocuzione e il rispetto di quelle che sono problematiche serie dei lavoratori. Grazie. Grazie onorevole Di Pasquale. Onorevole Safina. Onorevole Safina, lei sta intervenendo su... Ci sono altri interventi sul... No, siamo in discussione generale del disegno di legge. Onorevole Chinnici, e poi se non ci sono altri iscritti a parlare chiudo la discussione generale. Prego, onorevole Safina. Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, anzi, Assessore Aricò, va dato atto che lei è sempre presente, quindi piuttosto che membri del Governo la chiamo utilizzando il suo prenome. Vede Presidente, io innanzitutto voglio ringraziare, non lo faccio per piangeria, ma lo faccio perché ha condotto i lavori con uno spirito laico in Commissione il Presidente Laccoto. Ha consentito a tutti di esprimere la propria posizione, ha cercato di mediare anche su posizioni diverse ed è venuto fuori un disegno di legge che sicuramente non è ovviamente un disegno di legge che può cambiare le sorti della sanità siciliana, ma ci sono alcune norme che in materia di salute mentale, in materia di
rispetto dei diritti della donna, possono comunque rappresentare, in un momento che per la sanità siciliana tocca il punto più basso della sua storia, al di là e al netto della vicenda che ha coinvolto la mia provincia, i 3.000 esami istologici, che ha espresso un modello di governo, o anzi, mi permetto di dire, perché governo è parola troppo nobile, di esercizio del potere, che nulla ha a che vedere con quello che dovrebbe rappresentare il nostro modo di approcciarci al rapporto con i cittadini. Un modello che fa perdere sempre più fiducia nella sanità pubblica e che sempre più mette in evidenza una scelta non espressa perché il coraggio di esprimerla compiutamente non c'è, ma la volontà è quella di mettere in crisi il sistema di sanità pubblica per dire che l'unica alternativa possibile è quella privata. Ma noi questo non possiamo consentirlo e non lo consentiremo. Dinanzi a tutto questo, oggi e nei prossimi giorni questo Parlamento avrà un'occasione, quello di approcciarci al tema dell'interruzione volontaria della gravidanza, norma che io ho fatto inserire grazie a quanto testé ricordavo, ossia intanto al voto trasversale di quella commissione. Ringrazio i colleghi dei 5 Stelle, di Forza Italia, il Presidente Raccotto che l'hanno sostenuta, i miei colleghi di gruppo e Burtone e Leanza che l'hanno votata in commissione, una norma che in questo mare oscuro che sta avvolgendo la sanità siciliana può rappresentare un punto d'eccellenza rispetto al resto del Paese. E vedete, mi richiamo allo spirito laico perché nella discussione che abbiamo affrontato, e ringrazio vivamente il collega Burtone perché da cattolico democratico qual è, ha saputo dare il taglio corretto a quella norma. Noi non abbiamo avuto un approccio ideologico, ma ci siamo posti un tema. Noi dobbiamo tutelare la libertà di scelta e dobbiamo tutelare la salute delle donne. E in Italia, nel nostro Paese, una legge che tutela la libertà di scelta e il diritto alla salute della donna c'è, è la 194 del 78. Ma in Sicilia questi diritti sono negati, perché i medici obiettori e il personale sanitario obiettore supera l'80%. In provincia di Messina non c'è più un medico che è in grado di praticare l'interruzione volontaria della gravidanza. In provincia di Trapani 1, in altre province 1, 2 al massimo. Ebbene, non si tratta di esprimere un giudizio morale su una donna che in un momento complicatissimo della propria vita decide di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ma si tratta del diritto, anzi del dovere di uno Stato moderno di essere al fianco di quella donna nel momento più difficile probabilmente della sua vita, scegliere se continuare una gravidanza oppure se interromperlo. Qui non si è pro o contro. Io non saprei cosa dire a mia moglie se mi dicesse voglio abortire, perché non mi ci sono mai trovato in questa situazione. Bisognerebbe viverla per poter dire cosa le direi, o cosa direi a mia figlia che ha 16 anni e potrebbe trovarsi in quella condizione. Non lo so, perché quelle situazioni si vivono in quel momento, in quelle circostanze, non le puoi decontestualizzare. Allora un Parlamento maturo, il Parlamento più antico d'Europa, se vuole essere maturo deve approcciarsi con questo spirito all'esame di questa norma e deve farlo sapendo che non stiamo giudicando nessuno, ma che stiamo rendendo effettivo qualcosa che in Sicilia, che in Italia già c'è e che è giusto che operi anche in Sicilia. Io per questo veramente in sede di discussione generale mi appello a ciascuno di voi, alle vostre coscienze, al vostro essere uomini e donne che mettono
di lato le loro convinzioni personali e che invece sanno che il nostro dovere è fare rispettare le norme e mettere tutti in condizione di godere dei diritti che quelle norme ci hanno concesso. Per il resto, una chiosa, Presidente, sulla vicenda dei forestali. Vede, in questo la cosa che più irrita in questo dibattito è che si vuol far passare l'idea che quella riforma non la si deve fare perché alla fine riguarda un numero di persone che non hanno reso un servizio ai cittadini, un numero di persone che ha goduto negli anni di alcuni privilegi. Io ritengo invece che le parole giuste le hanno usato coloro i quali hanno messo in evidenza come la riforma della forestale serva a tutelare il territorio siciliano, serve a tutelare il territorio che è maggiormente percorso da incendi rispetto a tutto il Paese e che ha il più alto rischio idrogeologico del Paese. Allora si può in una riforma affrontare questi temi e si può questa riforma affrontarla tenendo conto di quelle che sono le legittime aspettative del personale che in questi anni ha pure perso la vita per tutelare il nostro territorio, i nostri concittadini, e non ricevere le organizzazioni sindacali. E concludo, Presidente. La CGIL, la CISL e la UIL non sono organizzazioni eversive che non vanno ricevute, sono organizzazioni che hanno rappresentato in qualità di corpi intermedi presidio di democrazia nel nostro Paese, e quando un Presidente della Regione non riceve le forze sindacali che stanno manifestando legittimamente e pacificamente, fa un torto alla nostra democrazia. Ed è per questo che hanno ragione i colleghi che mi hanno preceduto. Chi ha a cuore la democrazia di questo Paese deve stare al fianco di quelle organizzazioni sindacali e di quei lavoratori che non stanno chiedendo prebende, ma stanno rivendicando un diritto. Grazie. Grazie onorevole Safina. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Chinnici. Prego. Sì, grazie Presidente. Mi scuso per la voce. A proposito dell'articolo 5 del disegno di legge, quello che riguarda appunto l'incremento della riserva dallo 0,2% allo 0,22% per i budget di salute. Questo è sicuramente un articolo molto importante, però noi dobbiamo fare in modo che all'aumento delle risorse corrisponda anche l'utilizzo effettivo delle risorse, perché al momento neanche lo 0,2% in questo momento viene utilizzato per i famosi appunto progetti che vengono realizzati, che dovrebbero essere realizzati, i progetti terapeutici individualizzati per le persone con disabilità psichica. Quindi come la rete, oggi abbiamo avuto un importante intergruppo, una riunione di intergruppo sulla salute mentale coordinata dalla collega Saverino con appunto tutta la rete delle famiglie, delle associazioni che si occupano di salute mentale in Sicilia. Quello che lamentano è sempre questo ormai da tanti anni. La norma c'è, ma viene disattesa, non viene applicata per vari motivi. Primo fra tutti sicuramente manca un controllo da parte dell'assessorato. Già all'assessora Volo, adesso all'assessora Faraoni sono state reiterate delle richieste più volte perché la Regione controlli che le ASP utilizzino e spendano questi soldi che vengono, questa percentuale che viene assolutamente purtroppo disattesa. E ancora che quello che manca ovviamente, lo sappiamo, è sempre una carenza relativa alla pianta organica dei dipartimenti di salute mentale. Ormai diciamo, la mancanza di personale è diventata veramente al limite. Gli operatori sono allo stremo e fronteggiare il disturbo mentale, quando a questo si aggiunge anche il problema della doppia diagnosi legata alle dipendenze da sostanze, che è la vera emergenza che oggi attraversa l'Italia e la Sicilia in particolare. Noi non possiamo essere impreparati e neanche gloriarci di aver approvato il disegno di legge contro le dipendenze, di cui aspettiamo ancora i famosi decreti attuativi,
Però ribadiamo, come gruppo del Partito Democratico, ribadiamo una cosa: nessuna legge potrà mai servire se non si mette mano alla pianta organica e alle figure, che non sono soltanto i psichiatri, non sono soltanto gli infermieri, ma ci sono tante figure, anche intermedie, che permettono la gestione a casa delle persone con disagio mentale. Ci sono i terapisti della riabilitazione psichiatrica che in questo momento sono pagati, per chi se lo può permettere, dalle famiglie che possono mettere mano al portafoglio e sostenere appunto il pagamento di queste figure che sono essenziali. Ricordiamoci che la legge Basaglia ha mirato a deistituzionalizzare la malattia mentale, a poter rendere l'inserimento nella società e a non gravare dei disabili mentali e a non gravare tutto sulle famiglie. Ma se noi non azioniamo tutte queste misure e non incrementiamo la pianta organica, avremo fatto un buco nell'acqua, per cui ottimo l'aumento, ma insieme ci vuole la vigilanza e ci vuole l'incremento dei piani appunto personalizzati. Io preannuncio che come intergruppo sulla salute mentale noi presenteremo degli emendamenti al testo in aula, appena sarà data la scadenza, che andranno sempre in quest'ottica, perché quello che ci preme realmente è appunto il fatto che queste persone non devono subire un doppio stigma, una doppia emarginazione. E quindi punteremo ancora sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità mentale e appunto sulla realizzazione dei piani terapeutici individualizzati e sull'utilizzo serio e soprattutto omogeneo in tutta la Sicilia, perché le ASP vanno ognuna un po' per i fatti suoi, ce ne sono alcune molto virtuose e ce ne sono alcune molto indietro. E quindi ringrazio chi ha pensato questa norma e preannuncio che l'intergruppo, che è trasversale e transpartitico, si impegnerà per questo. Grazie. Grazie onorevole Chinnici. Ha chiesto di intervenire prima dell'onorevole Saverino. Presidente Laccoto, lei vuole fare un ulteriore appunto? Solo per dire alla collega che intanto l'articolo 6 prevede che vi sia una relazione annuale da parte dell'assessorato sul budget salute delle diverse aziende, che deve essere trasmesso in commissione. Questo è per venire incontro proprio a quello che chiedeva, che tutti devono ottemperare alla riserva del 2,22% che stiamo mettendo su questo. Grazie. Grazie Presidente Laccoto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saverino. Prego onorevole. E poi ho chiuso gli interventi per la discussione generale con l'intervento poi di De Luca e Schillaci. Prego onorevole. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente Laccoto perché, partendo proprio dalla discussione su questo disegno di legge, all'articolo 4 è stato accettato, e ringrazio così anche tutta la Commissione, un mio emendamento che riconosce la necessità di realizzare percorsi di assistenza psicoterapeutica volti a favorire l'elaborazione del lutto da parte dei genitori e degli altri familiari del defunto, con particolare riguardo ai fratelli e alle sorelle. Questo per dare anche lì un sostegno a chi, e purtroppo ultimamente ne stiamo leggendo anche troppi, sia di giovani che perdono la vita, e quindi cercare di essere vicini alle famiglie e ai genitori e dare loro la possibilità di avere quindi questo aiuto anche psicologico. E quindi ringrazio per questo la Commissione, perché ha riconosciuto, e spero che possa passare nel disegno di legge all'unanimità. Per quanto riguarda, ha detto naturalmente sulla salute mentale, ha già detto tutto la collega Chinnici, e oggi ascoltando appunto queste associazioni, non solo le associazioni ma anche le famiglie, la cosa che più chiedono è questa multifunzionalità che è prevista per legge, ma purtroppo soprattutto in alcune ASP, io parlo per quella per esempio di Catania, non è sempre presente questo tipo di le varie specializzazioni che dovrebbero essere invece d'aiuto e sostegno proprio ai disabili con psichici.
E poi, giusto per concludere, non voglio anche io, siamo stati in piazza col partito, siamo stati in piazza, mi dispiace non aver visto nessuno dei colleghi della maggioranza e non si può far finta di non vedere quello che sta succedendo qua sotto, perché fuori da queste mura ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono madri, padri, persone che lavorano, ci sono lavoratori, ci sono 13.000 precari che hanno un'età media dei 58 anni ed è una categoria che è questa dei forestali che è stremata da tantissime promesse che non sono mai state mantenute, da un immobilismo che di fatto offende la dignità del lavoro e il diritto anche di salvaguardia del nostro territorio. Lo dicevano bene prima i colleghi, noi purtroppo abbiamo assistito a alluvioni, ad incendi, sappiamo della desertificazione e tutto questo, la prevenzione che serve anche per la protezione dei nostri boschi, e quindi abbiamo veramente bisogno di questi lavoratori, ma senza stabilità è ovvio e senza futuro tutto questo resta lettera morta, così come resta lettera morta un disegno di legge che esiste, così ci dicono i sindacati, ma che non ha mai arrivato in giunta e anche così negando a tutti noi la possibilità comunque di leggerlo, discuterlo, migliorarlo e trovare anche una sintesi che possa essere invece d'aiuto a questa categoria. Quindi veramente anche poco dignitoso il fatto che non siano stati ricevuti, perché penso sempre che comunque il confronto non si nega mai a nessuno e quindi noi politica, noi istituzioni abbiamo il dovere morale di ascoltare le loro esigenze, anche se a un certo punto saremo costretti ad allargare le braccia, questo lo dovrà decidere il Presidente Schifani, però non possiamo Assessore, non possiamo non riceverli, non possiamo non ascoltarli, quindi ed ignorare quelle che sono le loro proteste e le loro esigenze. Quindi Presidente, le chiedo ancora una volta di farsi tramite anche col Presidente Schifani, perché e noi dalla piazza non ci muoveremo, perché è giusto che questi lavoratori vengano ascoltati. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Grazie Presidente, Governo, i pochi colleghi presenti in aula. Presidente, sul disegno di legge che ci vedrà nelle prossime settimane impegnati, confido in una sua rapida approvazione, credo che si sia fatto sommariamente un buon lavoro, in quanto orgogliosamente rivendico a nome del gruppo Movimento 5 Stelle la proposizione, l'approvazione all'unanimità in Commissione Sanità delle norme che appunto aumentano del 10% i budget, le quote di bilancio che ogni ASP dovrà destinare ai cosiddetti budget di salute e l'impegno per l'assessore di dover rendicontare l'attività delle 9 ASP ogni anno per il quinquennio precedente in merito all'utilizzo effettivo dei fondi. Sul budget di salute il Movimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge molto impegnativo, perché si fissa degli obiettivi di natura europea, di natura di un paese civile. È evidente che la Sicilia, pur avendo una normativa all'avanguardia, che ancora può essere notevolmente migliorata, da un punto di vista dell'applicazione è un pochetto indietro. Le ASP stentano, le ASP non hanno ancora compreso e scommesso appieno su questo strumento, l'integrazione sociosanitaria ancora è distante dalla sua effettiva concretizzazione. Nel frattempo questi ragazzi, questi uomini, queste donne e queste famiglie soffrono e si sentono sempre più impotenti di fronte a un sistema che sinora è stato sordo a quelle che sono le esigenze
di persone che hanno diritto a stare bene a questo mondo. Nelle prossime settimane io mi auguro che, come da impegno che ha assunto con me l'assessore Faraoni, ci sia in assessorato una riunione che le associazioni di famiglie hanno richiesto già da 3 settimane. Io comprendo e infatti ho giustificato da questo punto di vista l'assessorato che in questo momento si è trovato a poche settimane dal suo insediamento a dover affrontare la questione che riguarda l'ASP di Trapani, e quindi ho chiesto alle famiglie un po' di pazienza, ma è anche vero che queste famiglie pazientano ormai da una vita ed è arrivato il momento di dargli delle risposte. Non è la settimana in più o la settimana in meno a fare la differenza, però quello che deve essere il nuovo atteggiamento nei confronti di queste patologie e di questi disagi, Assessore Enrico, è assolutamente, deve essere una priorità tanto per il Governo quanto per il Parlamento, ma anche per tutte le persone che poi lavorano materialmente nei DSM e nelle ASP. Lo abbiamo inserito anche come obiettivo della dirigenza, quindi oggi l'utilizzo dei budget di salute è obiettivo dei dirigenti generali delle ASP, anche questo grazie a una norma fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, e in più in questo momento c'è grande attenzione e lo dobbiamo sfruttare. Relativamente alla PMA, in passato è stato fatto poco e male, adesso è un LEA e bisogna riequilibrare l'offerta pubblica, che finora è stata appannaggio esclusivo del privato convenzionato, e poi bisogna affrontare il tema dell'obiezione di coscienza e di come questo viene affrontato all'interno delle strutture sanitarie pubbliche. Io in Commissione Sanità ho detto che avrei voluto presentare un emendamento che vietasse alle cosiddette associazioni pro vita di fare proselitismo all'interno delle strutture pubbliche, perché non è tollerabile in uno Stato laico, pur essendo io cattolico, non è tollerabile che in uno Stato laico una donna che affronta un percorso psicologicamente provante, qualunque siano le cause, le motivazioni che l'hanno portata a fare una determinata scelta, che la persona venga a volte aggredita con manipolazioni psicologiche scientificamente infondate all'interno di un luogo in cui si dovrebbe fare solo ed esclusivamente scienza e sanità. Non voglio inquinare il dibattito, non voglio nuocere all'approvazione della norma, ma anche questo è un tema che dovremmo affrontare, che il Governo, se è laico, con delle circolari dovrebbe quantomeno affrontare. Presidente Di Paola, mi conceda un paio di minuti in più, come ha fatto con qualcuno che mi ha preceduto, perché devo concludere con l'ultima delle questioni. Stiamo per affrontare un testo di legge in tema di sanità. È ridicolo. Nella situazione in cui in questo momento si trova la Sicilia, pur essendo un buon testo, è ridicolo che ancora oggi il Presidente Schifani non abbia comunicato, l'assessore Enrico si è preso ieri l'impegno, ora sono certo vorrà riferire all'Aula, se il Presidente Schifani ha comunicato in quale data è disponibile a incontrare le forze parlamentari per discutere dello stato della sanità siciliana. Vogliamo fare delle domande, vogliamo ottenere delle risposte, vogliamo dibattere, vogliamo discutere. La funzione propria del Parlamento è questo, alla luce del sole, davanti ai siciliani, in maniera franca, di quelle che sono le problematiche della sanità siciliana. Io spero veramente che lei oggi abbia ottenuto la risposta che ieri non ci ha potuto offrire e la comunichi all'Aula, perché credo che veramente nella situazione in cui la Sicilia si trova, pur essendo un buon testo, è quasi ridicolo
discutere di altre cose quando veramente manca tutto. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Prego onorevole. Grazie Presidente, intervengo a mio nome ma anche dell'intero gruppo del Movimento 5 Stelle per esprimere indignazione per la situazione davvero in cui ci troviamo con il tema della sanità, che è il tema di tutti i temi. Per cui aspettiamo, Assessore, con ansia un dibattito serio sul tema della sanità siciliana, ma soprattutto alla luce di tutti gli interventi che stiamo assistendo in questi giorni nelle aule che si sono susseguite, perché davvero manca tutto ed è compito della politica partire dalle basi piuttosto che sperperare soldi della sanità. E mi riferisco in particolare, volevo citare alcune cifre, 5.000 euro per rilanciare l'immagine di un'ASP, ancora 16.000 euro per una campagna sui servizi così generici perché non è specificato, 24.000 euro per disincentivare l'uso delle droghe quando invece mancano per esempio i centri di prima accoglienza, 12.000 euro all'Associazione delle Piccole Isole per patrocinare un congresso, 25.000 euro di spesa per una campagna informativa e anche 11.000 euro per uno stand presso il Couscous Festival di San Vito Lo Capo, 6.200 per l'ex Medicina di Catania e l'ASP di Trapani dovrebbe invece occuparsi principalmente dei servizi alla persona che francamente abbiamo dalle notizie di cronaca mancano del tutto. Questo è solo l'inizio di una interrogazione che annuncio che depositerò, perché io mi chiedo se non c'è solo l'ASP di Trapani, caro Assessore, per cui vogliamo un monitoraggio sull'uso consapevole delle risorse che devono essere utilizzate per i cittadini siciliani in tema di salute. Quindi annuncio il deposito di questa interrogazione. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Burtone. Presidente, nei giorni scorsi il nostro capogruppo, l'onorevole Michele Catanzaro, insieme al capogruppo di 5 Stelle, ha fatto una esplicita richiesta di un dibattito in generale sulla sanità, sul momento che vive la Sicilia di fronte ai problemi di garanzia della salute. Il problema è stato posto all'assessore che ha rapporti con il Parlamento. Attendiamo una risposta. Non è un capriccio, è un'esigenza avvertita dalla comunità. La salute e quindi la garanzia di interventi da parte delle istituzioni in tal senso è uno dei temi, dei problemi più avvertiti dai siciliani, insieme al lavoro, ai problemi della pace e della guerra. La salute è centrale. Ecco perché noi abbiamo fatto questa richiesta. È una richiesta che non vuole mettere soltanto il dito nella piaga per sottolineare tutto ciò che di negativo non va in Sicilia. C'è la consapevolezza che c'è una Sicilia anche che ha una sanità di avanguardia. Noi spesso anche nelle comunità locali apprezziamo alcuni interventi che vengono fatti con tecnologie nuove. C'è una stagione, devo dire, anche nella nostra Sicilia, che vede un protagonismo dal punto di vista scientifico nel campo della salute. Ecco perché noi ringraziamo chi si muove nell'ambito della sanità, i medici, gli infermieri, quelli che lavorano nell'ambito sanitario complessivamente, sanitari e non sanitari, per quello che fanno, spesso messi in condizioni di difficoltà. E tutto ciò quindi ci porta anche ad un senso di responsabilità. Noi abbiamo contribuito con
con impegno a dar vita a questa legge. Certo, non è una legge che risolve problemi strutturali, però interviene in alcuni ambiti importanti. Il primo, quello delle cure palliative. Il cancro era un tempo una malattia incurabile. C'erano soltanto i tempi che rimanevano della vita rispetto alla diagnosi. Ora è una cura che può anche diventare cronica, può permettere un allungamento della vita. E c'è una fase però delicatissima della malattia in cui possono subentrare dolori, momenti di difficoltà piena nella continuità di vita, nella qualità della vita. E le cure palliative hanno dato buoni risultati, sono quelli che vengono fatti nei ricoveri ospedalieri, anche in altre strutture, e ci sono quelle domiciliari, perché un effetto di natura psicologica è quello di rimanere in casa, di avere l'assistenza anche dei propri familiari, di poter continuare a vivere la vita giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. E quindi le cure palliative sono fondamentali. Noi abbiamo colto una richiesta, in modo particolare il collega Nello Di Pasquale ha insistito su questo, una richiesta che è venuta dal mondo, di chi è specializzato in questo settore e opera nelle nostre comunità, nelle varie province. La richiesta era quella di potenziare dal punto di vista professionale il settore. Mancano specializzati nelle cure palliative. Ecco perché noi abbiamo fatto una legge che ha autorizzato chi ha acquisito professionalità di là della specializzazione ad essere utilizzato, perché è fondamentale. Presidente, lei conosce la mia posizione da tempo, io sono stato sempre dell'avviso che in Sicilia come in Italia ci fossero problemi del numero dei medici e quindi questa carenza si è riversata anche in questo settore. E noi speriamo che ci sia quindi un arruolamento di medici che pur non specializzati nel settore possono dar continuità ad una terapia, ripeto, importantissima in una patologia importante qual è quella soprattutto oncologica e non soltanto oncologica. Poi ne parlava collega Safina, una norma riguarda le assunzioni dei medici, dei ginecologi non obiettori. Lo dico con chiarezza, noi siamo uno Stato democratico, libero, laico e dobbiamo garantire i diritti a tutti. Dobbiamo sollecitare i doveri, ma i diritti vanno garantiti a tutti. La legge 194 stabilisce che c'è per la donna la possibilità in un ambito sanitario pubblico di poter, se decide, di interrompere la gravidanza. E questo deve essere garantito dal Trentino alla Sicilia. Nella Sicilia non è garantito, Presidente. Purtroppo il collega Safina ha dato una serie di dati che fanno emergere la questione. Ora, ognuno è libero di presentarsi e dire io sono obiettore e quindi non partecipare ad un concorso però che è finalizzato alla interruzione della gravidanza e non può nascere poi dopo qualche mese, dopo che il concorso viene realizzato, la obiezione. Con tutto rispetto, ognuno può nel percorso di vita cambiare idea, soprattutto quando parliamo di fede, quando parliamo di cose che hanno grandi valori e di riferimento, però sembra strumentale se questo avviene quasi con scadenze precise, dopo che il concorso sia terminato, dopo qualche mese. Quindi chi vuole partecipare deve partecipare ad un concorso finalizzato, ecco la finalizzazione del concorso, sapendo che deve praticare un atto medico e lo deve praticare perché questo è garantito dalla Costituzione. Noi abbiamo tra l'altro come Partito Democratico dato voce ad una richiesta che è venuta dal mondo delle donne in un territorio della provincia di Catania, a partire da Giarre, delle donne hanno raccolto migliaia di firme perché venissero ripristinati i consultori, che in Sicilia, devo dire in Italia, avevano un'importanza fondamentale dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'assistenza psicologica,
delle donne soprattutto, ma i consultori avevano anche un orizzonte, quando sono nati, anche diverso, più ampio. Le donne che hanno raccolto queste firme, ripeto, che partono dall'esperienza di Giarre, chiedono che vengano rimesse in moto queste strutture. Noi abbiamo in Commissione Affari Sociali una legge che prevede di nuovo il ripristino, il potenziamento in modo da avere strutture, non per incanalare un certo tipo di idea, ma per dare con rispetto assoluto sostegno a chi fa delle scelte, a chi ha dei problemi, perché la donna si deve recare in un consultorio non soltanto se ha una gravidanza non desiderata, ma per avere anche ulteriori indicazioni, alcuni consigli fondamentali nella gestione della famiglia. È stato detto anche che c'è un aspetto che riguarda le malattie psichiatriche, noi le abbiamo sostenute queste iniziative per potenziare, sono sempre ricollegate alle difficoltà di alcuni settori di vedere una riorganizzazione necessaria e fondamentale per incidere nella salute delle nostre comunità, così come l'emendamento proposto dalla collega Saverino ha una grande importanza, perché è l'intervento che finalizza la presenza dello psicologo nelle situazioni drammatiche che a volte alcune famiglie vivono. Io concludo, Presidente. Noi presenteremo questa sera stessa oppure nei prossimi giorni degli ordini del giorno che accompagneranno questo disegno di legge. Uno riguarda la questione che volevamo proporre all'interno della legge sul randagismo e ha come punto centrale la necessità che in Sicilia si ripristini il tema del patentino per chi ha degli animali che presentano condizioni anche particolari, alcuni con un'accentuazione della ferocia anche in alcuni momenti, animali che non debbono essere per nulla allevati come spesso vengono allevati, e quindi la responsabilizzazione di chi li ha, li tiene, e se li vuole continuare ad avere dovrà avere alcune condizioni fondamentali di controllo e dovrà rispondere alle istituzioni, così come abbiamo presentato un ordine del giorno che guarda alle esenzioni, Presidente. In Sicilia, come nel resto del Paese, ci sono una serie di categorie che vengono esentate a pagamento dei ticket, parlo agli anziani, di chi presentano disabilità. E c'è un aspetto però che ancora ribalta nell'opinione pubblica, che è quello di alcune categorie di disoccupati che ad aprile debbono rinnovare necessariamente il ticket. Se mantengono la loro condizione dell'anno precedente, perché debbono presentare una serie di documenti che alla fine portano loro a non avere l'esenzione per un paio di mesi, per 3 mesi? Perché non prendere atto, come è stato fatto in Puglia e in altre regioni, del fatto che non essendoci cambiamenti dal punto di vista del reddito, che è basso in quanto disoccupati, possano continuare ad avere un'assistenza fondamentale per alcune famiglie. È un qualcosa, Presidente, che io ho posto, i colleghi sono stati d'accordo, perché ci sono fasce sociali che sono in grandi difficoltà e attendono anche su questo tema una risposta da parte delle istituzioni regionali. La ringrazio. Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo. Poi ho l'onorevole Giambone e Catanzaro e non ho più interventi. Colleghi, però quando io vi comunico che sto chiudendo la discussione generale, o vi registrate prima o la discussione generale poi viene chiusa per quanto riguarda le registrazioni. Prego, onorevole Campo. Grazie Presidente, Governo e colleghi deputati. Io intervengo in merito all'articolo 3 e in particolare appunto al diritto di poter attuare la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Spesso quando ho affrontato questo argomento anche in sedute precedenti tramite interrogazioni e interpellanze a questo Governo ho letto nei vari commenti che alcuni cittadini ne fanno una questione morale.
Vede Presidente, non può essere, perché questo è uno Stato di diritto. Noi stiamo semplicemente chiedendo che una legge sia costituzionalmente garantita, quindi non ne possiamo fare una questione morale, ne dobbiamo fare piuttosto una questione di diritti alle donne. Io parlo soprattutto per un territorio che è quello della cosiddetta fascia trasformata, nell'area appunto tra Vittoria e Acate, dove si verificano tanti e tanti casi di giovani donne che spesso non hanno neanche i mezzi per arrivare in ospedale a praticare appunto un'interruzione. Spesso lo fanno anche per delle condizioni difficili e disagiate in cui si vengono a trovare, e sono costrette, a causa dei tanti medici obiettori, a vagare da una struttura ospedaliera a un'altra, cercando appunto di trovare chi poi faccia questa pratica, e spesso si rivolgono anche a delle strutture che operano in nero, mettendo a rischio la loro salute. Oltre a questo c'è da dire, e questo purtroppo lo possiamo dire perché sono arrivate anche delle denunce a tal proposito, che ci sono medici obiettori per le strutture pubbliche che poi nelle strutture private non sono più obiettori. Allora è chiaro che bisogna correre ripari, bisogna mettere un limite a questa situazione, un tetto massimo di figure obiettori, e dopodiché si vada a scorrimento nelle graduatorie, assumendo medici che non sono obiettori, e che non ci sia più la possibilità appunto di essere assunti da non obiettori e dopo pochi giorni diventare obiettori e possibilmente nelle strutture private continuare a non esserlo. Queste sono delle denunce molto gravi che io adesso sto facendo, così come ho fatto anche in passato con gli extra costi della sanità per tutte quelle aziende che sono convenzionate con l'ASP e che ti fanno pagare comunque un extra costo per chi ha delle apparecchiature di ultima generazione, quando invece dovrebbero essere garantite già nelle convenzioni stesse. Ci sono diverse cose che noi abbiamo sempre denunciato e che in questa raccolta appunto di articoli cerchiamo anche di correre ai ripari, anche se, come sappiamo, i problemi legati alla sanità sono di ben altra natura e molto più gravi. Grazie. Grazie onorevole Campo. Chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Io intervengo su questo disegno di legge che ha l'intenzione di trattare alcune questioni che riguardano la sanità in Sicilia, e come rappresentanti di questo Parlamento sapete benissimo qual è stato l'impegno nelle ultime settimane per monitorare e tentare di migliorare la qualità dell'offerta sanitaria in Sicilia. Sanità che noi intendiamo essere un diritto che, come è costituzionalmente appunto previsto, garantito a tutti in maniera gratuita e in maniera efficiente, secondo quel principio universalistico che ci deve contraddistinguere. E quindi dibattiamo oggi su questo disegno di legge che presenta degli spunti importanti di riflessione sui quali noi, Partito Democratico, abbiamo lavorato sia in Commissione che al di fuori delle commissioni, anche presentando dei disegni di legge che vediamo oggi essere ripresi pari pari in questa proposta normativa, come la questione delle cure palliative, argomento assolutamente centrale quando si tratta tra l'altro di affrontare quelle che sono patologie croniche di natura tumorale, o come il tema del budget della salute, specialmente per la questione delle cure della salute mentale. Tra l'altro da questo punto di vista, Presidente, noi abbiamo un nostro disegno di legge, come anche la questione proposta dai colleghi del Partito Democratico sull'esigenza di ampliare ulteriormente quelle che sono le competenze degli psicologi di base, per cui nelle ultime settimane stiamo vedendo e non ne vedevamo appunto l'ombra, e finalmente si comincia a concretizzare la concreta attuazione da parte di questa ulteriore figura per la quale noi ci siamo impegnati in questo Parlamento. Sono sicuramente argomenti centrali, sono argomenti importanti,
ma ritengo che questa discussione su questo disegno di legge sulla sanità, Presidente e colleghi, permetta finalmente di aprire un tavolo ben più grande, ben più analitico, ben più concreto sulle questioni importanti della sanità siciliana, che ahimè ad oggi non sono assolutamente affrontate. E io mi riferisco a quello che sta avvenendo sulla enorme falla che si è evidenziata all'ASP di Trapani, che è solamente, per così dire, il primo segnale così eclatante di un sistema che assolutamente non funziona. Avere l'esito di esami istologici a distanza di mesi significa pregiudicare seriamente quello che è il diritto alla vita dei siciliani. Ma vi è di più. Da questo punto di vista non otteniamo alcuna risposta, come nessuna risposta sulla questione delle liste d'attesa che continuano ad aumentare, sulla carenza dei medici nei reparti dei nostri ospedali, sulla carenza, Presidente, dei medici di medicina generale e dei pediatri che drammaticamente giorno dopo giorno sono sempre meno nei nostri comuni, specialmente nei comuni dell'entroterra siciliano. E allora da questo punto di vista le risposte tardano ad arrivare, come quella risposta che dovrebbero ottenerla i cosiddetti medici convenzionati, coloro che fanno le analisi cliniche, che dall'inizio di quest'anno, da quando è entrato in vigore il decreto sul nomenclatore che ha riformulato le tariffe, chiedono al governo Schifani di intervenire perché non ci arrivano più a coprire i costi per fornire quelle prestazioni che fino a qualche mese fa venivano pagate al triplo di quanto oggi viene proposto. Schifani ci propone una soluzione oramai da mesi, ma una soluzione che tarda concretamente ad arrivare e si mette a rischio tutto quello che è l'intero sistema. E allora sulla tematica della sanità complessivamente intesa e sulla questione di come questa viene gestita, noi ci aspettiamo, lo abbiamo chiesto come Partito Democratico oramai da oltre un anno, la presenza del Presidente della Regione qui insieme all'assessore alla salute ci deve venire a raccontare quali sono le idee per migliorare la condizione drammatica in cui questa vive e che evidentemente è sotto agli occhi di tutti e non possiamo che confrontarci su questo tema così centrale. Risposte ai siciliani, questo è quello che noi chiediamo, le stesse risposte, Presidente, che chiedevano oggi centinaia di lavoratori che sono venuti qui davanti alla Presidenza a chiedere di essere sentiti, a chiedere di essere ascoltati. Mi riferisco ai lavoratori della Forestale che sono venuti da più parti, da tutta la Sicilia. Sono venuti da Messina, da Ragusa, da Siracusa, da Trapani, da tutte le province della regione siciliana e chiedevano di essere ascoltate rispetto a promesse che sono state avanzate prima dal governo Musumeci, poi ancora dal governo Schifani su una proposta della riforma della forestazione, una riforma della forestazione che è essenziale perché mette al centro l'esigenza di garantire quelli del nostro territorio, di portare avanti l'azione di prevenzione, di garantire quello che è un turnover all'interno della forza lavoro. Io ritengo, Presidente, che il precariato può essere una condizione di una fase di vita di ognuno di noi, dei lavoratori, ma non si può, come in questo caso avviene nel mondo della forestazione, nascere nei rapporti di lavoro precari e terminare la carriera lavorativa come precari. E allora da questo punto di vista io ritengo che sia inqualificabile l'atteggiamento del Presidente della Regione Renato Schifani, che oggi ha deciso di non ascoltare le rappresentanze sindacali. Allora noi da questo punto di vista credo che non possiamo tollerare ulteriormente, personalmente e assieme ai colleghi del gruppo parlamentare non solo presenteremo un'interrogazione da questo punto di vista, ma presenterò anche una mia lettera firmata da me sottoscritta al Presidente della Regione, perché abbiamo l'intenzione di sapere, in questo caso, quali sono le modalità con le quali lui vuole agire in maniera chiara, se vuole valorizzare i forestali o se vuole che continui ad essere questa situazione di limbo in cui non c'è chiarezza. Credo che a questo punto della legislatura, siamo a metà mandato della legislatura Schifani, ci siano tutte le condizioni per capire quale percorso loro vogliono intraprendere. Noi siamo perfettamente convinti che invece vogliamo valorizzare questa importante risorsa. Grazie.
Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Prego. E poi chiedo all'assessore se vuole fare una replica riguardo gli interventi che ci sono stati dei colleghi, soprattutto in merito all'argomento forestale. Prego onorevole Catanzaro. Grazie Presidente. Assessore Aricò, pochissimi onorevoli colleghi presenti in aula. Dico pochissimi, signor Presidente dell'Assemblea, perché è davvero assurdo poter certificare attraverso l'aspetto visivo di come siamo ridotti in aula, al di là della discussione generale di un importante disegno di legge che è stato esitato dalla Commissione Sesta, dalla Commissione Sanità. Lo diceva bene il collega Burtone, che è componente della Commissione. Il gruppo parlamentare del PD, con i 2 componenti in Commissione, hanno dato un loro contributo attraverso alcune norme che sono dentro questo disegno di legge che ci accingiamo a discutere e quindi a votare, con 2 o 3 argomentazioni importanti e che quindi dobbiamo, come dire, nelle prossime giornate affrontare. Ieri in conferenza dei capigruppo, Presidente, proprio su questo tema le opposizioni hanno posto un interrogativo, una domanda a quella conferenza, l'assessore Aricò era presente, e chiedevamo in forma molto esplicita di poter sapere quando il Presidente della Regione avesse qualche giornata o mezza giornata o qualche ora di disponibilità di dedicare all'Aula e quindi ai parlamentari per poter affrontare un tema che non è un tema che dal nostro punto di vista è un tema, diciamo così, di secondo o terzo piano nelle argomentazioni di questa terra, ma è un tema che ormai da diversi anni e in continuità di un governo regionale di centrodestra e ormai da diversi mesi abbiamo chiesto più volte, abbiamo chiesto in più occasioni che si affrontasse il tema sul diritto alla salute. Non capiamo e non comprendiamo il motivo perché il Presidente della Regione abbia la necessità di dialogare all'esterno e sui giornali, parlando e cercando di parlare di sanità, di salute all'esterno, però non avendo la sensibilità invece di essere colui il quale viene dentro il Parlamento e si confronta sul tema della sanità, perché non è che c'è l'opposizione a governare, c'è lui, e quindi non ha la sensibilità di venire in aula e assumersi lui la responsabilità, perché la responsabilità su quello che è il disastro della sanità in Sicilia sicuramente non può essere di un manager, 2 manager, 3 manager, perché i manager li mette lì la politica e la politica è interpretata dalla massima espressione che è il Presidente della Regione. Quindi questa manfrina di raccontare all'esterno che lui non ha nessuna responsabilità, cercando di darla agli altri, è davvero una cosa ormai divenuta insopportabile. E allora per questo, signor Presidente, proprio in questo momento, su una discussione che riguarda un disegno di legge di 4 o 5 articoli sulla sanità, noi reiteriamo una richiesta, che ovviamente è una richiesta che da ieri abbiamo consegnato alla conferenza dei capigruppo e all'assessore delegato con il Parlamento Aricò, per comprendere e capire quando la sensibilità del Presidente della Regione, che ha questa grande dimensione di parlare ogni giorno sui giornali, venga in aula e rispetta i parlamentari per potersi confrontare con noi su un tema della sanità. È la stessa identica cosa della non sensibilità, che mentre che parliamo di sanità, che tutto va bene in Sicilia, che viene rappresentato con grandissimi articoli da parte di un Presidente della Regione, da stamattina non riceve
una categoria che da anni è bistrattata e maltrattata, che sono i forestali, e ancora continua a non riceverli e non si comprende il motivo. Sono tantissimi lavoratori lì a manifestare e non riceverli, e poi discutiamo di altro, fino a ieri abbiamo parlato di altro, che sono le riforme ferma al palo come consorzi di bonifica. E allora, signor Presidente dell'Assemblea, al di là che oggi noi stiamo dibattendo su una discussione generale su un disegno di legge sulla sanità, chiediamo con forza di comprendere e capire quando la sensibilità di un Presidente della Regione, che parla di essere ricandidato per la sua seconda legislatura, venga in aula e si confronti con il Parlamento e con i deputati per parlare del primo punto, che si chiama diritto alla salute. Grazie onorevole Catanzaro. Dichiaro chiusa la discussione generale. Assessore Aricò, se vuole fare una replica a riguardo le due questioni, una che riguarda il forestali e l'altra che riguarda la richiesta che altri colleghi hanno fatto, visto che il disegno di legge riguarda la materia della sanità, sulla richiesta fatta dalla conferenza dei capigruppo ieri, se ha avuto risposta o meno da parte del Presidente della Regione. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Nessuna replica naturalmente a quanto è stato dichiarato oggi, ma mi corre l'obbligo di fare alcune comunicazioni. Proprio per la rappresentazione che si deve dare all'esterno della verità dei fatti. Ieri è stato posto la questione di avere naturalmente il Presidente della Regione, che non si è mai sottratto al dibattito d'Aula, e voglio ricordare proprio i colleghi che durante il corso dell'ultima approvazione e trattazione della finanziaria il Presidente della Regione è stato costantemente in aula ad ascoltare il dibattito dei colleghi onorevoli. Dopodiché, proprio questa mattina ho avuto la naturale disponibilità del Presidente a far sì che ci possa essere il Governo presente per il dibattito sulla sanità, richiesto in conferenza capigruppo di ieri, e già dalla terza settimana d'aprile in poi, nella conferenza prossima dei capigruppo, è stata data la possibilità di poter calendarizzare dalla terza settimana di aprile. Capisco l'ilarità di alcuni colleghi, però rispetto a quanto sta succedendo ci sono delle procedure aperte, delle relazioni, sono state richieste alcune specificità di cui sarebbe opportuno, anziché parlare dei fatti accaduti, ma soprattutto poterli sostanziare rispetto alle relazioni e alle ricerche dei fatti che si stanno succedendo proprio in questi giorni. Quindi sarebbe, così come è stato richiesto da alcuni capigruppo proprio nella conferenza di ieri, sarebbe opportuno aspettare l'esito delle relazioni che gli ispettori stanno portando avanti per aprire un dibattito che so per certo che non sarà soltanto sugli accadimenti di un'ASP in particolare, ma sarà di carattere generale. Quindi a totale disposizione e al totale rispetto del Parlamento, il Governo sarà presente già dalla terza settimana di aprile in poi deciderà naturalmente la Presidenza in conferenza capigruppo. Per quanto riguarda la categoria forestale, una categoria assolutamente che è nel cuore del governo regionale, ho avvisato la Presidenza della richiesta di alcuni colleghi dell'opposizione per l'incontro con i delegati del governo, e mi è stato riferito che già gli assessori al ramo con i direttori generali competenti per materia dei rispettivi dipartimenti hanno già incontrato una delegazione dei forestali. Quindi poteva passare un messaggio diverso rispetto alla realtà, ma
il governo regionale, la presidenza si è attivato affinché una delegazione potesse incontrare nell'immediatezza attraverso gli assessori al ramo e i direttori generali dei dipartimenti interessati la delegazione dei forestali. Quindi sotto questo punto di vista, Presidente, nulla diciamo di replica, mi viene soltanto da dire che rispetto ad una serie di risultati avviati da questo governo, gli indicatori, soprattutto quelli economici, parlano chiaro e vedono la Sicilia per la prima volta, forse non è accaduto mai, come in termini di sviluppo economico la prima regione per crescita d'Italia. Dopodiché c'è tanto da migliorare, ci stiamo sbracciando affinché i servizi, i lavori pubblici, lo sviluppo economico, gli indicatori economici e di bilancio possono essere ancora di più migliorati, però questi sono dati che sono ormai stati certificati. Grazie. Grazie Assessore. Colleghi, non c'è la replica per quanto riguarda l'intervento dell'assessore, un attimo. Quindi per capire bene io ho controllato, Assessore, il calendario, la terza settimana di aprile in poi segna dal 15, no, quella è la terza. Va bene. Colleghi, un attimo, prima di chiudere l'Aula, perché gli altri due le discussioni generali degli altri due disegni di legge li rinviamo alla prossima seduta legislativa, così come stabilito dalla conferenza capigruppo. Martedì prossimo, io vi ricordo, martedì e mercoledì ci saranno atti ispettivi, così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo. Io ho, prima di chiudere l'Aula, ho degli interventi come ex articolo 83, ho l'intervento dell'onorevole Marano, poi dell'onorevole Campo, De Luca e Burtone. Prego onorevole De Luca. Però alla presenza sempre non ti muovere. Allora, intanto notizione, Aricò come e fu Berlusconi vede in Sicilia i ristoranti pieni e si convince che l'economia funziona. Guarda, quei poveri disgraziati a cui gli avete tolto anche il reddito di cittadinanza, sono sicuro che sono d'accordo con te quando vanno a mangiare nei vostri stessi ristoranti. Guarda, il popolo siciliano sta godendo di questa ricchezza, di questi dati, ogni giorno mangiano pasta e dati, per non dire pasta e altre cose. Detto ciò, sapete benissimo che la terza settimana di aprile non ci sarà Aula, perché già lo sapete, perché lo ha deciso la conferenza dei capigruppo. Quindi prendiamo atto che il Presidente Schifani si sta nascondendo e sta prendendo tempo in attesa che arrivino le relazioni degli ispettori ministeriali. Quindi voi mi state dicendo che siccome forse c'è un procedimento disciplinare o un procedimento amministrativo, perché di questo si tratta. Onorevole De Luca, però sono, onorevole De Luca, però sono sue deduzioni. Di cui mi prendo la responsabilità. L'assessore Aricò ha solamente comunicato la disponibilità, il periodo di disponibilità. Il resto sono sue deduzioni, prego. Con le mie deduzioni, che sono corrette e sono oggettive, perché vede, anche quando ci sono i processi penali, la parte politica può venire e rendicontare, se no quando fanno il processo open arm, Salvini non dovrebbe andare a un question time o a riferire in Parlamento. Quando c'è un procedimento, la Meloni non dovrebbe andare a riferire al Parlamento. Questo è l'unico Parlamento in cui il Presidente della Regione, se c'è un procedimento amministrativo, un procedimento disciplinare o un'ispezione in corso, non può venire a riferire. Uno, la richiesta è fatta sulla sanità, quindi non mi può opporre un rinvio perché state aspettando la relazione del Ministero. Due, la relazione del Ministero dice il punto di vista del Ministero, non è Cassazione. No, quella regionale è finita, tant'è che avete fatto uscire sui giornali la seconda. Due,
anche quando mica stiamo parlando di atti segretati o di un'istruttoria del pubblico ministero, dice non ne parliamo perché stiamo violando un segreto istruttorio. Qua dovete venire a rendere conto politicamente dello schifo della gestione sanitaria che avete attuato da quando siete al governo. Qua dovete venire a dare delle risposte non a maggio, le avreste già dovute dare ieri e state continuando a nascondervi dietro al nulla. Onorevole De Luca. Andiamo all'intervento dell'onorevole Marano e poi dell'onorevole Campo. Prego. No, questo è intervento come ex articolo 83. Assolutamente. Prego, onorevole Marano. Ah, ok. Presidente, Governo, colleghi, io intervengo brevemente perché anche da questo luogo, il Parlamento siciliano, che rappresenta il luogo della democrazia, voglio dimostrare, voglio comunicare la mia solidarietà all'Arcigay di Catania e a tutta la comunità LGBT, non solo di Catania ma della Sicilia e di tutto il nostro Paese, perché l'ho già fatto a mezzo stampa, ma ci tenevo particolarmente a farlo qui, in questo luogo sacrosanto per la nostra democrazia, perché qualche giorno fa nella sede Arcigay di Catania, in via Verona, sono apparse delle scritte fasciste e che io ho definito rigurgiti fascisti. Bene, io vorrei ricordare a questa gente che la nostra Costituzione, la nostra Carta Costituzionale tutela quei diritti di libertà, di discriminazione e di uguaglianza che il regime nazifascista non ha tutelato al nostro Paese. E vorrei ricordare a questa gente, visto che in questo periodo questa parola sta diventando un po' troppo frequente nei dibattiti ovunque, vorrei ricordare che la lotta continua dal periodo della liberazione di quel 25 aprile, continua anche oggi. Nonostante tutto e nonostante questo periodo che stiamo vivendo, la tutela del nostro Stato di diritto c'è sempre e lotteremo ogni giorno contro ogni forma di violenza e di discriminazione, così come è avvenuto in questi giorni a Catania. Grazie. Grazie onorevole Marano. L'ultimo intervento è dell'onorevole Campo. Prego. Grazie Presidente Di Paola e colleghi deputati. Mi dispiace che non c'è nessuno del governo, io dovevo intervenire su altra questione, ma dopo le comunicazioni dell'assessore Aricò non posso non intervenire su questo. Dopo un caso così grave, e ricordo all'assessore che spero che qualcuno possa riferire, non è un caso isolato che riguarda soltanto la provincia di Trapani, è un caso che ha riguardato tutta la nazione, tutta l'Italia, e che ha creato anche un grande allarme sociale in una regione dove le liste d'attesa sono infinite. Sapere che 3.300 referti che potrebbero salvare la vita ad altrettante persone non arrivano in tempo e che nessuno lo denuncia e ne pone una questione importantissima, chiaramente coinvolge anche le altre province siciliane, coinvolge le persone che sono in uno stato di allarmismo. Ci sono arrivate tante richieste di esami istologici e referti che ancora non sono stati esitati anche in altre province, anche se non con questi tempi così dilatati. E quindi adesso io vorrei dire all'assessore Aricò che è assurdo che il presidente Schifani agisca con lo stesso modus operandi di questi referti che sono arrivati con questi tempi dilatati e riceva questo Parlamento dopo
più di un mese, fra l'altro non ha mai nominato il presidente Schifani, ha sempre detto questo governo vi riceverà dopo la terza settimana di aprile, ma quindi il presidente ci sarà o non ci sarà? Perché non l'abbiamo capito. E in ogni caso, dopo che ieri fra l'altro è andata anche una puntata alle Iene su questo argomento, il presidente Schifani era tenuto a venire qua immediatamente a rivolgersi a questo Parlamento per trovare delle soluzioni, perché noi lo ricordiamo bene quando sono state fatte le nomine per i dirigenti generali delle ASP, lo avevamo segnalato tutte le forze politiche che non c'erano i requisiti del dirigente Croce, perché veniva dalla segreteria tecnica dell'assessore Razza, che già era indagato per i molti spalmati e che non poteva essere equiparata a un dirigente che aveva retto un'azienda con un certo numero di personale. È stata fatta una forzatura, perché queste sono delle nomine politiche e quando si vuole nominare una determinata persona si fanno anche delle grandi forzature, e adesso di queste forzature bisogna risponderne, e bisogna risponderne anche nella misura in cui questo stesso dirigente non ha denunciato per tempo quello che stava succedendo, è stato coperto, tante altre persone hanno responsabilità. Tutto questo è sempre legato allo stesso fattore, al fattore che le nomine sono politiche e quindi il controllore e il controllato spesso e volentieri coincidono e quindi si guardano bene anche dal denunciare. È una cosa che non può funzionare più, noi lo diciamo da una vita, ma adesso oltre a prendere provvedimenti, perché vogliamo che vengano presi provvedimenti e che quantomeno chi è responsabile vada a casa, si cambi la norma e si facciano le nomine per merito, non si facciano più delle nomine legate alla politica, perché poi questi sono i risultati. I risultati è che non si hanno le mani libere, Presidente, non si hanno le mani libere di denunciare le cose e le persone ci lasciano la pelle e non lo possiamo permettere. È gravissimo quello che è successo, è una cosa gravissima ed è altrettanto grave che l'assessore Aricò riferisce che il presidente Schifani ha bisogno di prendersi i suoi tempi comodi per venire a riferire a quest'Aula quello che sta succedendo. Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Burtone e poi l'onorevole Giristro. Presidente, io esprimo delusione, amarezza rispetto alla risposta che ha dato l'assessore Aricò riguardo all'incontro con i forestali. Noi sappiamo che l'assessore all'agricoltura ha ricevuto i sindacati, ma il problema è un po' diverso. Cioè, quando parliamo di forestali parliamo di lavoratori che hanno una complessità di problematiche che non possono non vedere la presenza nella discussione del Presidente della Regione, perché è nella complessità che si debbono cercare delle soluzioni, perché il tema è quello delle giornate lavorative, del superamento della precarietà, ma anche quell'impegno che i forestali possono avere negli incendi e quindi nella prevenzione degli incendi. Infine il sostegno che danno alle amministrazioni comunali. Io sono sindaco di Militello in Val di Catania e quando mi sono insediato dopo la vittoria elettorale 7 anni fa, io ho fatto una convenzione con la Forestale e durante il periodo estivo i lavoratori si impegnano nella città a fare delle attività che sono socialmente di grande utilità, perché mantengono una qualità del vento in maniera straordinaria. C'è stato qualche volta qualcuno che ha lavorato per denigrare questa categoria di lavoratori. Ho cercato di dire che non erano lavoratori impegnati seriamente. Io ho constato, verifico, invece sono lavoratori che partono prestissimo a lavorare, in modo soprattutto in estate di non avere condizioni ambientali
difficilissime e lavorano secondo le giornate e gli orari che vengono indicati e sono straordinariamente efficaci, soprattutto per quel che colgo nell'attività nella città, per mantenere una qualità del verde che sia all'altezza anche della presentazione dignitosa delle nostre comunità. Allora io credo che il Presidente abbia dovuto cogliere questa richiesta. Noi non lo abbiamo voluto mettere in difficoltà, non vogliamo diciamo, allargare la protesta più di quanto abbia fatto il sindacato. Abbiamo recepito una richiesta che veniva dal mondo del lavoro per incontrare il Presidente e io credo che avrebbe fatto bene il Presidente ad ascoltare quello che veniva dal Parlamento. Creare tensioni in questo momento non serve, credo, a nessuno, innanzitutto alle istituzioni regionali. E poi l'altra questione, Presidente, e concludo. Abbiamo capito che a maggio ne riparleremo, perché ci sarà Pasqua, ci sarà il 25 aprile. Veda Presidente, io più volte sono intervenuto per richiamare la necessità di avere rigore nelle nostre istituzioni, in modo particolare nel Parlamento. Noi non abbiamo parlato di una questione qualsiasi, parliamo della gravità della condizione in alcune province, e non soltanto in alcune province, della garanzia di salute per le nostre comunità. C'è questo caso straordinario di Trapani, ma il problema non è soltanto Trapani, perché le lunghe liste d'attesa sono in tutta la Sicilia. I problemi legati alla mancanza, alla carenza di medici di medicina generale, nelle varie branche specialistiche, sono presenti in tutte le ASP, in tutte le aziende ospedaliere. Quindi tornare a discutere sanità non significa voler utilizzare una polemica per mettere in difficoltà il governo, significa venire qui e ragionare attorno ai problemi, cosa che il governo non ha fatto. Credo che indirettamente ammettano una colpa che avrebbero potuto respingere se solo fosse venuto il governo a discutere con il Parlamento, anche perché il Parlamento attende, Presidente, e concludo, attende la discussione di alcuni temi, quello della rete ospedaliera, perché già in giro ci sono diverse ipotesi di trasformazione del nostro territorio, reparti che potrebbero essere rimodulati e tante altre questioni che vanno oltre la legge, perché la rete ospedaliera la deve approvare la Commissione Sanità, la sesta Commissione, e quindi sappia il Governo che noi non permetteremo la realizzazione di iniziative che aggirino la legge. Ed infine un altro tema, e concludo Presidente. Oggi io ho posto con forza in Commissione, era presente il collega Gilistro che ha appoggiato questa richiesta, di calendarizzare a più presto il disegno di legge nostro, del Partito Democratico e di 5 Stelle, che riguarda il fine vita. C'era un impegno, questo impegno era stato disatteso nei mesi scorsi, la proposta era quella di averlo in Commissione oggi, non è stato fatto. Abbiamo messo a verbale che la prossima riunione della Commissione inizi con primo punto all'ordine del giorno i disegni di legge del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle sul fine vita. È un disegno di legge che è atteso da tanta parte della popolazione, è una legge di civiltà, anche questa, che afferisce a problemi di natura morale, rispetto ai quali ognuno fa le proprie scelte. Ecco perché noi ci siamo battuti e ci batteremo ancora una volta per dare questo diritto ai cittadini siciliani. Grazie onorevole Burtone. Ho l'ultimo intervento dell'onorevole Gilistro, prego. Grazie Presidente, grazie colleghi onorevoli. È difficile parlare dopo l'onorevole Burtone, difficile perché persona sempre presente, con una grande competenza
con una grande dignità di politico vero, e quindi veramente mi fa onore parlare dopo di lui, anche se non sarò certamente all'altezza. È sempre puntuale oltretutto nei suoi interventi. Al di là di questo volevo dire, cari colleghi, Presidente, tutti insieme, vorrei che ci concentrassimo, Presidente, che ci concentrassimo un attimo su un fenomeno inquietante che è accaduto sempre in sanità, e questo fenomeno inquietante fa capire di quanto questo governo, quanto questa regione, questo Parlamento sia responsabile di quello che è accaduto ultimamente e che ha portato la Sicilia e la sanità siciliana a tutti i livelli di mediaticità. Giornali, televisione si stanno occupando tutti della Sicilia e del problema della sanità siciliana. Vorrei che vi concentraste come può un esame istologico, Presidente, mi ascolti, come può un esame istologico, che è il mezzo più importante per salvare una vita umana, l'esame istologico per alcuni pazienti a livello di patologia oncologica permette la prevenzione e la soluzione, spesso arriva a diventare un esame autoptico. Cioè, come può un esame istologico trasformarsi in un esame autoptico? Cioè, l'esame arriva mesi dopo la morte del paziente. Cioè, abbiamo fatto un esame istologico per salvare una vita, per fare prevenzione, e arriva 9 mesi dopo, 2 mesi dopo, che quel paziente è morto. Quindi abbiamo trasformato un esame istologico in un esame autoptico. Questa è la barzelletta, Presidente. E questo è uno dei tanti problemi. E qui non dobbiamo cercare la responsabilità di chi è stato a livello locale, a livello... La responsabilità è di tutti. La responsabilità è di tutti. Chiudo, Presidente, stiamo cercando in tutti i modi, a livello nazionale, a livello regionale, stiamo cercando in tutti i modi di abbattere le liste d'attesa, stiamo cercando di risolvere tanti problemi per la sanità, e vengo a conoscenza che addirittura vengono tagliate dal Ministero a livello nazionale fondi per la prevenzione del tumore della mammella della donna. Qualche milione di euro viene tagliato per la prevenzione oncologica, e poi spendiamo 800-900 milioni per aprire case in Albania per persone che non arriveranno mai, che ospitano cani. 800-900 milioni, con questi soldi potevamo risolvere tutti i problemi della nostra regione, potevamo risolvere tutti i problemi delle scuole, per tutti i disastri che stiamo combinando, e noi cosa facciamo? Li buttiamo e li sprechiamo così. Presidente, non è corretto, questa non è un'Italia che può dire o affacciarsi dignitosamente ai cittadini. E chiudo dicendo un'altra cosa, Presidente, che questo è importante, cari colleghi. Questa è una sanità che in questo momento permette di curarsi non alle persone normali, ma ai ricchi, solo ai ricchi. Solo i ricchi possono permettersi di aggirare le liste d'attesa, solo i ricchi possono permettersi di andare ad operarsi nei migliori centri, e i poveri e la classe media, che non arriva neanche alla fine del mese, cosa fa? Muore. Grazie Presidente. Grazie onorevole Giristro. Onorevole Adorno, prego. Colleghi, però io al solito vi ribadisco che le iscrizioni sia per la discussione generale che per gli articoli ex 83 vanno fatte prima che chiudiamo la discussione. Prego onorevole Adorno. Sì, grazie Presidente, sarò brevissima, ma certamente le parole appena ascoltate dall'assessore Aricò
seppur l'unico assessore presente, ambasciatore non porta pena, però ci lasciano tutti esterrefatti, perché comprendere che oggi si potrà parlare di questioni che riguardano non solo l'ASP di Trapani, ma tutta la sanità siciliana, soltanto alla presenza del Presidente alla terza settimana, che probabilmente coinciderà la terza settimana di aprile con la Pasqua e la Pasquetta, poi ci sarà il 25 aprile. Quindi dire ai siciliani che soffrono di una malattia della sanità, perché è la sanità siciliana malata, allora vedere questo Parlamento, io sono da poco arrivata, ma noto sempre che in questo Parlamento il governo è spesso assente, talvolta rappresentato da un solo assessore, e questo non va bene, perché le risposte che i siciliani ci chiedono, perché noi siamo il front office con i cittadini siciliani, rimangono senza risposte. Le domande che loro ci fanno quotidianamente restano assolutamente prive di risposte. Allora i 3.300 referti istologici del 2024 e 2025 che si sono conclusi in soli pochi giorni, quando c'è stata veramente la volontà di dare le risposte mediche, il sapere che 206 di questi referti dati in ritardo fossero purtroppo di malati di tumore, il sapere che qualcuno di questo lo ha ricevuto addirittura dopo che è passata a miglior vita, il non poter dare risposte a queste famiglie che non sono numeri, sono appunto persone, storie, sogni, figli, madri, genitori. Io non comprendo come questo governo, questo presidente Renato Schifani riesca a non dare risposta a tutt'oggi, a esentarsi rispetto a quelle che sono le problematiche oggi della sanità, oggi anche dei lavoratori che sono qui fuori, ieri erano dei lavori dell'STM, della Pfizer e lavoratori anche forestali. Non comprendo perché questo Senato siciliano non venga del tutto chiuso a questo punto, perché la sua utilità è pari a zero, è un luogo privo di contenuti, un luogo dove non si danno risposte, un luogo pieno solo di persone che, come me, hanno il privilegio di essere qui in quest'Aula, ma non possono dare risposte ai cittadini. Io me ne vergogno. Grazie Presidente. Grazie onorevole Adorno. Colleghi, l'Aula è riconvocata per martedì 1 aprile con la rubrica Atti ispettivi famiglia. La seduta è chiusa.